Questo video è per questo scempio della natura, sto scucciato dichiarato che come un imbecille vieta e rinnega l'amore di una figlia per 3 anni, solo e soltanto per un'unica fonte. Lo sa, non dire le parolacce. Va bene? Non ho detto nessuna parolaccia. Tu mastro lindo che pulito non te ne manca la coscienza. Che ieri mi sono dovuto vedere Canale 5, c'è posta per te Killend Soul, perché niente di meno quella cella rifletteva la luce e non poteva tenere aperto il luce. Questa povera ragazza che è in balia di una crisi familiare, la classica crisi di separazione, dei classici divorzi che solo chi li vive davvero può capire la situazione e lo sconforto e la frustrazione. Ma come si può lasciare i figli come se fosse niente? E non si può avere nemmeno l'intelligenza della vista offuscata per colpa di non capire la loro psicologia, del dolore dei propri figli. Ne zellusa! Ti sei fatto una vita con Crudela Demon là e rinneghi l'amore di 2 figlie e quindi non essere più un padre presente è il pilastro della stabilità mentale dei propri figli, e dando la priorità soltanto al tuo nuovo figlio. Hai abbandonato tutti soltanto perché hai avuto disguidi e litigi con la tua ex moglie perché ti chiedevano il mantenimento. Questo è il motivo per il quale eri ansioso. Ma sta gente sta buona con la capa. Tu sei un genitore zellusa. L'ansia era una cosa che dovevi mettere in conto prima di usare un fasulille che tenevi in mezzo ai cosci. E là poi sono 2 anni, non sono 3 anni. Ma anche 7 sono 2 giorni, non 3 anni. Ma sono anni. O 3 ore, so anni. Ne pernacci. Scusate, ma tengo un diavolo per capello. Almeno io, perché tu ti una zella in capo. Questa povera ragazzina. E poi, nonostante tutto questo preambolo, si è dovuta sentire aperta la busta per un pelo. E ha dovuto aspettare pure 10 minuti. Ah, niente meno, ma i soldi della corrente e l'anello mi dai tu. Che lacrime mi ha fatto piangere a quella creatura. Eppure mo che la bulletta della corrente si allisciava nervosa quei capelli, perché tu non puoi fare. Non la volevi sentire e vedere perché ti chiedeva i soldi che ti servivano per comprarsi le scarpe di marca. E quindi uno quando hai figli e fai figli non l'ha da fa manca niente. Quindi non fargli una colpa. Mi meraviglio che senza i capelli come puoi fare il pidocchio? Ti fa paura a Gucci? A te testa fa paura a Gucci? E volevi fare pure le domande a bruciapelo? Dopo 2 anni ti ricordi che avevi un padre? Ha fatto buona ragazza che ti ha risposto e ti ha fatto pelo e contropelo. E ti ha detto buono in faccia, perché non ha peli sulla lingua. E tu invece manca un capitino. Sei tu che ti dovevi ricordare che hai una figlia. E dovevi fare il passo tu. Un uomo con il pelo, sì, ma sullo stomaco. Senza scrupoli. Volevi cercare il pelo dell'uovo, per non aprire la busta. Senza maturità. Come un uomo di primo pelo. A me sta gente così fanno proprio arrizzare il pelo. E tale e quale alla mamma. Detto poi anche con disprezzo. E tale e quale alla mamma, forse perché ci hai fatto delle figlie insieme. Non si rinnega un figlio soltanto perché si è preso una strada diversa, perché non si ama più il suo partner. I figli non hanno colpe, non si abbandonano. Condividete questo cazzo di video contro chi abbandona i propri figli. E se la pensate come me, che chi abbandona i propri figli è un infame, perché i figli vogliono soltanto essere amati, protetti e difesi. E alle volte si trovano in mezzo a delle burrasche che non hanno voluto loro. E anche se eri arrabbiato per aver detto di togliergli il cognome, è da infami, perché nemmeno le bestie, soltanto un infame può dire una cosa del genere. E ma voglio i moralisti che lo vogliono pure difendere a chi se ne annagano i capelli pure a voi. E dopo 3 anni, Orian, che non la vedevi più, apri la busta, perché chi lo povero mio Maria De Filippo ci hai messo il cuore. Che fa? Ti ha abbracciato una faccia di peste. Ma che ci stiamo il condoglianza. Piccolina, fatti forza e fai tutto con le tue forze, perché non ti illudere, il lupo perde il pelo ma non il vizio. Fai la famiglia con uscire immobile là. E a te, franche 30 lance, ma sulla faccia hai abbandonato tua figlia, anzi le tue figlie, perché un pelo tira più di un carro di buoi. Ma ricorda che un giorno tutti i nodi vengono al pettine. E ricorda che i figli sono per sempre, ma non chi hai vicino. Quindi chissà se un giorno magari se ne puoi andare. E quando farai i capelli bianchi,
Quando invecchierai potrai rimanere solo. E quando avrai i guai fino alle punte dei capelli, quando avrai molti guai, hai voglia di grattacapi e metterti le mani nei capelli, di disperarti, perché se rimarrai solo, è questo il prezzo da pagare. Ah, a proposito di prezzo, abita a mettere questo in coppa un mellone, ti.